cominciamo subito con Samantha. Vediamo Samantha come si vestirebbe per andare a una festa di... Oh là là! Che meraviglia! Un abito... Ecco, dal basso verso l'alto, il nero che va sempre bene, però ecco un po' così sbuffante, spumeggiante. Molto bello, ci fai un breve défilé, Samantha? Molto bella, vi piace Samantha, ragazze? Adesso vediamo una diversa interpretazione. Signori, Tatiana. Vediamo Tatiana. Oh là là, wow! Potevamo stupirvi con effetti speciali e infatti l'abbiamo fatto con questo spacco. Ma facci vedere un po' le gambe. Ragazze, guardate che belle gambe Tatiana, veramente bella, una bella spaccata, bella, le belle scarpe. Le scarpe meritano un'inquadratura perché sono originali, un po' sì da hanno ucciso l'uomo ragno, non so. Molto bella Tatiana. E ora ragazze, io lo so che siete veramente ansiose, ecco le scarpe di Tatiana, siete ansiose di vedere Alessia Gioffi. Alessia Gioffi! Sobria. Alessia, come vedete, in rosso, questo colore provocante, togli gli occhiali. Alessia, facci vedere. Alessia, non mi dire che non hai il pupazzetto di legno. Come fai ad andare ad una festa di 18 anni senza il tuo cavaliere di legno? Ah, eccolo. In versione anche elegante, credo che abbia il papillon. Sì, con il papillon. Molto carina Alessia, devo dire. Bella, a voi piace lo stile di Alessia? Vedo che apprezzate molto lo stile di Alessia e andiamo a vedere, vediamo Giorgia. Giorgia lo stile classico, ragazze, ci manca un vero classico, eccola, fatale, molto fine, molto bella, sempre un po' inglese, molto bella anche Giorgia, sui toni del blu. E adesso abbiamo l'ultima proposta che è quella di Virginia. Vediamo un po' la nostra Virginia. Virginia in bianco, la debuttante, la vera debuttante, romantica, molto carina. Vi piace ragazze? Tutta in bianco, molto carina. Ma io adesso vi vorrei chiedere qualcosa su queste feste di 18 anni. Vediamo Alessia, tu che hai compiuto 18 anni da pochissimo tempo. Raccontaci qualcosa. Allora, mediamente dove si svolgono queste feste? Nei locali oppure a casa? A me piacciono in discoteca. Sì, a te piace in discoteca. Ma solitamente tu quando partecipi a queste feste dove le fanno? Più nei locali, a casa? No, nei locali. Nei locali. Sì. Ma si usa ancora la consuetudine di ballare il primo ballo con il papà? No? No, a pochissime ai miei tempi si usava questa cosa, ora vabbè, è passato sì, ragazze, ormai sono passati anni, lustri direi. E altra cosa, a che ora finiscono queste feste di solito? Un po' tardi, anche le 4, non so. Alle 4? Così tardi? Finché non vanno via tutti. Ai miei tempi queste feste finivano alle 9, ragazzi. Ai miei tempi... no, ragazzi, scusate. No, alle 4 del mattino addirittura proprio... Comunque all'incirca alle 3. Alle 3? Insomma, alle 4 mi sembra... Però se ci sta, non so, qualcuno che non va mai via, allora fino alla fine. Fino alla fine. Tu immagino che sei una di quelle che... Allora, io voglio chiedere una cosa. I ragazzi vi invitano a ballare i lenti? Ci sono ancora i lenti a queste feste? Ci sono i lenti? Ragazze, è inutile che fate così! Ai miei tempi... Scusate, si ballava solo il lento, voi... Sabrina. Ai miei tempi, voi ricordate, era nel pieno del tempo delle mele, ragazze. Io ricordo quella canzone meravigliosa che faceva Dreams are my reality. La ricordate quella? È vero. Beh, vabbè, voi non potete capire cosa... Sabrina, è vero, a noi è capitato, vero Samantha? Che cosa? Vi hanno invitato? Ad una festa dove ci hanno invitato a ballare il lento. Oh, ma vi hanno invitato... Ma poi a me ha fatto piacere 113? No, a me ha fatto piacere proprio perché non capita più spesso come prima. Ecco, diciamoci la verità. Io mi vorrei appellare alla popolazione maschile italiana dai, non so, fate voi l'età, insomma, giovani. Ragazzi, ma voi non corteggiate più le ragazze. Ragazzi, voi
svegliatevi, non ci sapete fare. Diciamoci la verità, esiste ancora la corte con i fiori, con le telefonate? Ma come sì? Beh ragazze, voi siete le ragazze più corteggiate d'Italia, io parlo per questa minoranza di ormai ragazze così che non hanno più chance. Io dico ragazzi, svegliatevi veramente, noi abbiamo bisogno di sentirci desiderate, corteggiate, amate. Che cos'è questa storia? Dai, i ragazzi di oggi danno il numero di telefono. Che succede? Beh, abbiamo appena inquadrato la coppia modello. Paolo, immagino che tu sia molto galante con la tua donna. Comunque, galanti a chi? Più galanti. Lui dice galanti a chi giustamente si è offeso. Vabbè, lasciamo stare, siamo velo pietoso.
Comunque, va bene ragazzi, io volevo appunto... Che volevo fare io? Mi sono dimenticata.